onestamente, uno coi capelli, vabbè, non facciamo i tipi perché, benvenuti, buongiorno, buonasera, qualcuno che non è degli amici, gli amici Bellini, i miei rispetti a tutti gli amici Bellini. Se qualcuno fosse capitato qua per caso, io sono Valerio Fluido e mi piace parlare del Napoli, non si vede perché è sfocato di proposito. È più bello quando lo sfondo è lo sfoncato. Signori, siamo durati un tempo, o meglio, se vogliamo esserle, se vogliamo dirla tutta, secondo me non hanno proprio giocato loro nel primo tempo, cioè l'hanno presa un po' sotto gamba, un po' allegramente, inutile farsi male. E noi abbiamo provato, c'era quest'ideuccia dei cambi di gioco. Quello mi sono scritto, ma poco altro, perché alla fine poco altro. E la prima riflessione, sono un paio di riflessioni che vi porto, ma proprio leggere per salutarci. La prima è quanti titoli sono stati stracciati perché al gol di Pio Esposito, oppure non sono stati stracciati, sono stati fatti lo stesso per chi fa il giornalista. Quarto? No, e fatemelo vedere un attimo perché si stanno rotolando. 4 gol. No, no, secondo me è importante. È importante prendere la scoppola per non avere quella cosa. Siamo stati un po' sfortunati. No, no, siamo molto più scarsi della Scozia. Speriamo che non è foreshadowing. Siamo molto più scarsi della Norvegia e ne dobbiamo parlare. Lancio così. Chi ci sta là? Vabbè, Mancini non è. Vabbè, proprio. Così si è buttato da una parte. Mamma mia, proprio dritto. Pia. Bastato il dribbling alla Pia. Allora, i titoli, dicevo, scusatemi. Pensavo un altro gol in diretta, non lo pensavo. Um, I titoli, no? Pio Esposito adesso, Haaland lo conosci adesso, Pio Esposito. Perché? Perché c'è questa abitudine di avere questo orgoglio italiano. Signori, noi dobbiamo renderci conto che non esistiamo solo noi, eh? Questa è una cosa che ogni tanto dico anche ai tifosi del Napoli. Non esistiamo solo noi, anche a livello di calcistico italiano, anzi dovremmo farci un bel bagno di umiltà ed accettare che se c'è un giovane talento, che è un giovane talento che probabilmente crescerà molto se lo lasciano stare, se non lo considerano, continuano a considerare un predestinato che già vale 300 milioni, se lo fanno crescere in maniera normale, Pio Esposito, Dio Esposito, il più grande, probabilmente diventerà un grande talento. Ma vi dovete calmare, perché fare una domanda a Holland su Pio Esposito è già fuori luogo. E Holland ha dato una risposta da gran signore. Holland ha dato una risposta da professionista, da grande professionista, qual è? Con grande sincerità, perché quando i giocatori hanno questo spessore, questa esperienza e non tengono niente da vedere perché mentalmente sono fortissimi, prima ancora di essere fortissimi sul campo, sono forti mentalmente, ricordate il fragile mentalmente. Questo qua è uno che se un giocatore non lo conosce ti risponde e ha risposto non lo conosco abbastanza, I don't know much, non so abbastanza, non so molto di lui, aggiungendo però se giochi per l'Italia e giochi per l'Inter devi avere sicuramente delle qualità. Signori, è una grande risposta. Prima di tutto non è ipocrita a dire è un grandissimo talento, l'ho visto, l'ho guardato, ha fatto 4-5 partite Pio Esposito nel calcio che conta contro squadre che contano, quindi è inutile che voi pensiate che a Holland si deve mettere là a leggere. Holland ci avrà altri punti di riferimento. Quindi la risposta di Holland è stata tranquillissima e chi si è offeso fa due fatiche, una a incavolarsi e una a scavolarsi, diceva un Pierino, mi pare, non mi ricordo, un attore con Pierino. Di conseguenza, questa è la prima riflessione. E il dio del calcio ha voluto che segna Pio Esposito. L'Italia, l'Italia si è desta, ringalluzziti, l'orgoglio italiano. Bene, almeno vinciamo, salviamo la faccia, possiamo parlare di essere stati sfortunati così, abbiamo perso una sola partita, maledizione, le cose, la differenza reti.
No, perché dimostriamo nel secondo tempo la Norvegia scende in campo, perché nel secondo tempo scendono in campo, e già dal primo secondo con Sorloth cominciano a farci vedere che se vogliono giocare a pallone ce le danno e ce le danno addosso. Poi Holland ne fa 2 proprio per dimostrare. Pio Esposito, sì, gran gol, bello, tutto a posto, però io ne faccio 2 a partita, ma non che di media, proprio di media. È uno che, lo sapete benissimo, tutte le sue stats, c'ha più gol che presenze. Cioè quando lui sta in campo si parte da 1-0 veramente, e poi fa il di più e del di meglio e dell'altro, e glielo puoi tirare la maglietta, la può tirare lui, perché si gioca a pallone anche fisicamente ed è una goduria vedere. Io lo apprezzo moltissimo, uno che non si mette là a simulare. Ci sarà qualcosa, me le potete mandare se ci sono grandi simulazioni di Holland, ma io vedo uno che si mette là e fa la sua battaglia con i difensori, e con un contrasto lo vince, uno lo perde, ma quando c'è poi da segnare è letale e non lo scopre. Ah, non so se lo senti. Se premete sulla scrivania, questa è una cosa che devo sistemare. Insomma, vi renderete conto che è così. L'altra riflessione è che non eravamo fessi, forse ce ne sono 3 in totale. Non eravamo fessi a volere Nusa. Quando poi è uscito Lang, noi ci siamo guardati le cose di Lang e diciamo, oh, però tiene un bello spunto, il dribbling ce l'ha. Ma la prima idea era Nusa, che è under, che è un under, che è uno che non ti occupava nemmeno la lista, ecco perché poi c'eravamo ingrippati. Cioè, i sorci verdi della catena di destra, che nel primo tempo con gli amici Bellini pure ne parlavamo nel gruppo Telegram. Allora Politano, se fa la sua partita, mette i cross, tira, allora Politano lo... Sì, ma è uguale, quello che ha fatto Politano, quello che ha fatto Di Lorenzo con l'Italia è praticamente uguale a quello che fa nel Napoli, non c'è una differenza. Poi nello specifico, se vogliamo parlare tatticamente, io insisto tutte le volte che si fanno le possibili formazioni del 3-5-2, Di Lorenzo Braccetto è un disastro, perché gli fai perdere quella che è la sua caratteristica migliore, e cioè l'inserimento senza palla per vie centrali o per vie esterne, e il trovare la posizione adatta per creare superiorità numerica a centrocampo. Questo è quello che Spalletti ha creato per Di Lorenzo. Poi non è il migliore nei cross, non è il migliore nelle marcature, non ha una grandissima tenuta fisica, grande resistenza sicuramente, non è il più veloce, non è non è un dribblatore. Quella che Spalletti ha lavorato su Di Lorenzo è: vatti a mettere là, fai questo movimento, e quello ha sempre messo in crisi le difese così. Ultimamente nemmeno, però è questione di trovare la zolla. Se lo metti Braccetto dove gli devi dare dei compiti difensivi e anche di impostazione in un certo modo, secondo me non è l'ideale. Lo può fare, ma non è l'ideale. Quindi nel discorso che poi ci porterà al Napoli in questi giorni, e sto sentendo di varie possibilità di formazione con Neres sottopunta, che è una cosa di cui vi ho cominciato a parlare, quindi seguitemi quando vi dico le cose, perché non vorrei ripeterle per i nuovi e mi dispiace poi per i vecchi. Però non mi fate vedere Di Lorenzo Braccetto, perché poi è chiaro, Politano dà una mano, come l'ha data anche Nusa ha dato una mano in difesa quando c'è da... Quindi non diciamo che solo Politano in difesa non è, e questo ve l'ho fatto vedere con i numeri. Questo nell'ultimo video, quello quando ho preso le cose di mercato di luglio, ve l'ho fatto vedere con i numeri che Politano non ha numeri difensivi da grande difensore, non ce li ha. Poi si metterà là, farà i suoi raddoppi, le sue sovrapposizioni difensive, ma non ha grandi numeri difensivi, quindi questa cosa ce la dobbiamo dimenticare. Sì, il sacrificio, tutti lo fanno il sacrificio, non basta. Allora, se c'hai uno che magari in attacco è più performante e ti dà qualcosa di più, si alternino, come si alternavano Politano e Lozano, senza proprio problemi, senza accanirci che Politano non è buono, perché sbagliamo anche là. Politano è buono in certe cose. Alle volte il gatto è vivo, alle volte il gatto è morto.
Pancrazio, il paradosso di Pancrazio. Quindi questa è la considerazione Nusa e Politano, poi probabilmente ce n'era un'altra, ma in questo momento non mi viene, e visto che sto da telefonino non è che potrei premere pausa. Non me la fa premere pausa. Ah, strano. Bah, forse perché è il cinematico che non mi permette di premere pausa. Quindi lo manteniamo breve. Holland 2 gol, abbiamo perso 4-1, giusto che sia così, e poi le riflessioni le facciamo. Se ce ne sono alcune che ho dimenticato, fatemele sapere nei commenti. Un like a voi non cambia niente, a me aiuta tantissimo, quindi vi ringrazio per il vostro supporto. Ho sentito che la domenica sportiva faranno un grande approfondimento su Conte, e vabbè, divertitevi. Poi noi faremo le nostre riflessioni, perché voi le fate, loro le fanno, gli altri le fanno con una certa agenda. Sapete che cos'è l'agenda? È quando hai un programma, non l'agenda dove vuoi rompere i coglioni, insomma, e quindi c'hai tutto un programma per rompere i coglioni il prossimo. Quella è l'agenda. Noi invece lo vogliamo per cercare il bene, per cercare le risoluzioni delle cose. Basta, vi voglio bene, un abbraccio, e scusate il ritardo, ma purtroppo questi giocano tardi e ci posso fare.